Cedere la linea ferroviaria Nuoro-Macomera, attualmente gestita dall'AST, alla società RFI, Rete Ferroviaria Italiana, affinché possa ammodernarla e farla gestire da Trenitalia. E questa è la richiesta che il Comitato Trenitalia Nuorese ha fatto alla Regione inviando una lettera alla Presidenza della Giunta e all'Assessorato ai Trasporti. Al momento infatti RFI, spiega il Comitato Trenitalia Nuorese, coordinato dall'avvocato Claudio Solinas, pur avendo le risorse necessarie non può operare su una linea che appartiene alla Regione. Una linea gestita dall'AST che non garantisce l'apertura quotidiana, resta chiusa per 60 giorni e utilizza il guardiabarriere come nel 1889, giorno della sua inaugurazione. La richiesta di cessione della linea ferroviaria è altresì indispensabile, spiega il Comitato, perché la Sardegna possa, unitamente alla predisposizione di un programma di investimenti da parte dell'Assessorato ai Trasporti, avere finanziamenti europei e nazionali sulla linea esistente Cagliari-Oristano-Sassari-Olbia e si possa rompere l'isolamento della provincia del Nuoro, dapprima con l'adeguamento della Nuoro-Macomera e successivamente con la progettazione di una linea che da Nuoro-Pratosardo arrivi fino a Olbia. Nella lettera il Comitato Trenitalia Nuorese rileva che, essendo disponibili sia fondi europei che nazionali per gli anni 2017-2021 finalizzati al potenziamento dell'intera rete ferroviaria italiana, venga proposto alla Regione RFI un programma di investimenti nell'isola. Questo perché la mancata presentazione di un programma e di un accordo quadro pluriennale con RFI comporterà la perdita degli investimenti che andranno a vantaggio delle altre regioni italiane, mentre la Sardegna resterà ultima, essendo previsto un investimento di appena 187 milioni di euro per gli anni 2017 e 2021.